Buonasera a tutti e benvenuti a questo concerto. Abbiamo iniziato con la nostra marcia, anche un omaggio a questa città, soprattutto a questo festival, perché questa musica che avete ascoltato, soprattutto a questo festival, perché questa musica che avete ascoltato è praticamente di Romualdo Marenco ed è stata, diciamo, utilizzata da un nostro maestro antesignano di Miniello per costruirci la nostra marcia d'ordinanza. E questa marcia c'è dal 1937 e ce la portiamo con molto affetto con noi ovunque andiamo. Due parole soltanto per così farvi una piccola panoramica sulle musiche che andremo ad eseguire. Inizieremo con un'ouverture di Mendelssohn, che è un autore ovviamente che non ha bisogno di presentazioni. C'è da dire che questo ouverture, opera 24, è un'ouverture che Mendelssohn ha scritto così come l'ascolterete, cioè è un pezzo scritto originariamente per un organico di strumenti a fiato, leggermente ridotto come numeri rispetto a come noi lo eseguiremo oggi in tempi moderni, ma le note sono tutte, e anche l'orchestrazione, sono tutte di Felix Mendelssohn Bartholdy. È un pezzo delicatissimo, composto, è un ouverture nel suo insieme, composto da un'introduzione e un allegro e diciamo fa parte di quel gruppo di composizioni che sono state scritte originariamente per banda.
Buonasera a tutti, credo che dobbiamo fare un grande applauso alla banda musicale dell'Aeronautica, al suo direttore maestro Patrizio Esposito e al trombone solista Toriziani. E grazie per essere qui questa sera, è la prima serata del Novi Marengo Festival, avremo molti appuntamenti lungo l'estate, ci saranno altri concerti il 2 agosto, il 5 agosto nella Corte Solferino e poi il 24 agosto e il 2 settembre in questa piazza e poi, se non ricordo male, a San Nicolò il 14 settembre. Quindi ci aspetta davvero una lunga estate di appuntamenti musicali con il Marengo Festival. Devo dire che noi abbiamo, come dire, un posto nella storia della musica, ci permettiamo di dire, con il nostro Romualdo Marenco, e forse abbiamo anche un posto nella storia dell'aviazione, perché, e voglio ringraziare l'Associazione dell'Aeronautica di Novi Ligure, perché grazie a loro, insieme all'amministrazione comunale, abbiamo ricordato negli anni scorsi alcuni appuntamenti, alcuni eventi storici che sono accaduti nella nostra città. Nel 2011 abbiamo ricordato i 100 anni del primo volo a scopo militare in Italia e che gli storici come Guido Trespioli e l'ingegner Melone ci hanno ricordato. Il primo volo in Italia e il secondo al mondo e fu un evento davvero straordinario e storico per quell'epoca e partì proprio da Novi. Non c'era ancora la pista dell'aeroporto che conosciamo, ma partì dalla pista di Piazza d'Armi, dove adesso c'è via Carducci e la scuola professionale il Foral. E l'altro appuntamento e l'altro evento storico che è stato ricordato è quello dei 60 anni dal lancio di un pallone sonda qui a Novi, all'aeroporto di Novi, che arrivò fino a 30.000 metri di altezza e fu molto importante dal punto di vista scientifico perché per la prima volta si fotografarono le particelle elementari e fu un premio Nobel a dirigere quell'esperimento, che fu uno degli esperimenti più importanti nel dopoguerra, il premio Nobel Powell. Ecco, sono due eventi storici che sono stati ricordati e credo che sia giusto che la nostra città ogni tanto debba ricordare, e anche perché credo che appunto siano stati eventi importanti. Ma permettetemi di ricordare un ultimo evento, che purtroppo quello è stato un evento tragico per la nostra città, perché oggi è il 6 luglio, l'8 luglio ricorre l'anniversario del bombardamento a Novi Ligure, l'8 luglio del 1944. E noi la prossima settimana, non questo sabato, ma il prossimo sabato 15 luglio, ricorderemo con una deposizione di una corona a Porta Pozzolo per ricordare le oltre 200 vittime innocenti di quel bombardamento. E vogliamo ricordare quelle vittime e vogliamo farlo anche perché vogliamo auspicare che gli aerei sempre di più servano per portare le persone, magari per aiuti umanitari e non le armi. Ed è per quello che il 15 luglio ricorderemo appunto quell'evento tragico per la nostra città. Volevo farlo questa sera perché c'è una platea numerosa e credo che quell'evento sia doveroso da parte della nostra città ricordare quell'evento tragico. Detto questo, questa sera appunto è la prima serata del Festival Marengo ed è doveroso da parte nostra ringraziare tutti quegli sponsor e tutte quelle aziende del nostro territorio che ci sostengono e grazie al loro contributo possiamo realizzare il Marengo Festival. E voglio ringraziare in modo particolare alcune aziende del nostro territorio, a cominciare dalla Novi e la Dufour, la GR Ristorazione, l'ANIP, ho messo gli orari, no, gli orari sono giusti, ma ci vedo poco,
la Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria, e rivolgere un ringraziamento particolare alla Campari perché ci permette di realizzare con il suo contributo il concorso Romualdo Marenco, il concorso internazionale di composizione che terremo nel mese di agosto. Noi da 3 anni consegniamo ad una personalità che ha sostenuto e sostiene il Festival Marenco un premio, il premio Marenco d'Oro. Il primo anno lo abbiamo consegnato al prefetto Pansa, capo della polizia di allora, della Polizia di Stato, il secondo anno al Cavaliere Repetto, il terzo anno, l'anno scorso, alla Campari, e quest'anno vogliamo consegnare questo premio per noi significativo e importante in questa rassegna al Cavaliere Claudio Andrea Gemme, che invito sul palco per ritirare il premio Marenco d'Oro. Solo un brevissimo saluto con molta emozione, evidentemente. Ringrazio il sindaco e ricordo quando è iniziata questa mia avventura per colpa di una persona che ovviamente è presente in sala, Patrizia Orsini, che mi ha coinvolto ormai credo 11 anni fa in questa avventura. Io credo che potremo ancora insieme fare altre avventure. Poi io sono in questo momento anche emozionato perché l'aeronautica per me è anche un momento di incontro importante. Io praticamente viaggio in tutto il mondo milioni di miglia. Per ringraziare la banda musicale della sua partecipazione al maestro Patrizio Esposito. E chiamo sul palco il presidente dell'Associazione dell'Aeronautica di Novi Ligure, perché anche l'associazione vuole consegnare appunto un ricordo alla banda musicale e al maestro Patrizio Esposito. Bene, e adesso si continua con la seconda parte.
Thank you.